Amici di Directa Sport, un buon pomeriggio da Andrea Collu e benvenuti allo stadio Franco Frogheri di Nuoro. Cala il sipario sulla stagione sportiva di Nuorese e Taloro Gavoi, che oggi si affrontano per la 30ª e ultima giornata del campionato di eccellenza. Lo stesso Puddu a rimettere in gioco va subito a cercare Cossu, che riesce a liberarsi della marcatura. Entra in area Cossu, attenzione, palla all'interno, non c'è nessuno in maglia bianca, ma da fuori ora prova Steri. La rincorsa di Fois, palla sul secondo palo, manca la presa Trini, non riesce ad approfittarne Roberto Mele. Battuta di Puddu, poi attenzione a Fabio Cocco, il cross sul secondo palo, lo stacco di testa e il miracolo di Fadda. C'è lo scatto di Cossu servito da De Murtas, palla a uscire, stavolta la controlla bene il numero 30 della Nuorese. 1 contro 1. Palla scaricata per Fabio Cocco, palla dentro per Alessio Cossu, riesce a tenerla in campo, ancora Cossu. Il cross trova ben piazzata la difesa del Taloro, poi la deviazione da parte di Tanda che va a sfiorare il palo alla destra di Fadda. Puddu va a lungo, c'è la spizzata, attenzione al tocco per Tanda. Pronto alla battuta corta Castro per Sau. Palla all'interno dell'area, lo stacco di Mele. Batte col sinistro a rientrare Castro, la deviazione e il gol! Attenzione, dovrebbe esserci stata la deviazione di Litarru, ma qui Corrias ha un cartellino tra le mani, allora tutto mi fa pensare che la deviazione in rete sia stata con il braccio. Palla centrale per Cocco, la sponda per Tanda. Fa vedere ancora Puddu, il cross al centro, la palla resta lì, attenzione alla rovesciata e il miracolo di Fadda su De Murtas che stava per farlo veramente bellissimo. Il fischio dell'arbitro, la battuta al centro, Fadda qui combina un disastro, se la mette in rete da solo e allora arriva il gol del vantaggio della Nuorese con Emerson. Rimessa lunga di Emerson a cercare Caddeo, il controllo di Caddeo, qui bruttissimo intervento di Pugeddu col piede a martello, arriva il cartellino giallo per lui ed è il secondo. Attenzione all'Itarru ed eccolo qui il triplice fischio finale dell'arbitro Corrias. Il derby termina 1-0 in favore della Nuorese.